Questa fotografia, che ritrae un gruppo di uomini sotto la tettoia dell'osteria, è stata scattata a Sutrio dal fotografo Giuseppe Schiava a metà degli anni 30. È stata scelta dal nostro insegnante per commentare l'ambiente e la vita nelle osterie dalla fine della Prima Guerra Mondiale fino agli anni 50, periodo nel quale questi locali hanno subito una trasformazione, diventando meno legati alle consuetudini del paese. La posa rilassata messa in evidenza dalle due persone in primo piano, che indossano l'uno una camicia e l'altro camicia e gilet, calzoni alla zuava e scarpetti, compongono il quadro, dando modo al fotografo di ricostruire l'atteggiamento tipico dello stare in osteria. Le tazzine di caffè, la pipa sul tavolo, la sigaretta e le carte da gioco tenute in mano da due degli uomini in secondo piano descrivono parte delle attività svolte in questi locali. Questo tipo di ambiente sopravvive ancora nei piccoli paesi di montagna, nelle frazioni più difficilmente raggiungibili, dove, accanto alla mescita di bevande, svolgono la funzione di emporio per i prodotti di prima necessità, pasta, pane, sale, olio, eccetera, al fine di favorire gli anziani e le persone che hanno difficoltà a spostarsi con mezzi propri per raggiungere i supermercati ubicati a fondovalle. Le osterie non sono sempre esistite e la loro evoluzione è un adattamento continuo alle esigenze sociali ed economiche che, mutando, hanno cambiato anche le caratteristiche di questi luoghi di ritrovo. Le locande, largamente diffuse nel mondo antico romano, erano un luogo dove si poteva mangiare e dormire, con annesso un serraglio per gli animali da soma. I Romani, per rendere agevole il servizio di posta dello strato e per agevolare il tragitto ai viaggiatori, crearono una rete di servizio di locande e alloggi lungo i percorsi. Noi conosciamo dalle fonti antiche quali furono questi tipi di ristori lungo le strade. C'era un tipo di struttura più articolata che si chiamava mansiones, questo è al plurale, che venivano poste circa ad un tragitto di 45 km, cioè le 30 miglia romane, poste ad una distanza di una giornata di viaggio. L'altro tipo di struttura era più semplice, si chiamava mutatio e serviva per cambi per i cavalli, un semplice ristoro. Nell'Alto Medioevo le locande, sostituite dagli ospedali religiosi e dai monasteri, hanno subito una vera e propria crisi. A Tolmezzo, la chiesa e l'ospitale di Sant'Antonio Abate erano situati nell'area del palazzo comunale. In un periodo storico in cui i commerci erano molto ridotti e gli spostamenti scarsi, erano sufficienti le strutture messe a disposizione dagli istituti ecclesiastici per accogliere i pochi viaggiatori del tempo. La situazione si modificò ulteriormente nei primi secoli dopo l'anno 1000, quando si intensificarono i commerci ed i mercanti iniziarono a percorrere con maggiore frequenza le strade che collegavano i mercati del Mediterraneo con i porti del Baltico. Nelle locande esisteva anche una forma di commercio di beni che facevano parte del bagaglio dei venditori ambulanti che transitavano oltre Alpe. Si vendevano infatti formaggi, talvolta legname, ma anche stoffe e più raramente abiti. La bevanda che caratterizzava maggiormente questi locali era il vino. Le locande diventarono più numerose lungo le vie di transito principali, là dove le carovane dovevano fermarsi per espletare le funzioni relative al dazio o dove erano dislocati i vari mercati. Nella nostra zona, a Gemona, Venzone, Tolmezzo e Timau, ma anche lungo il corso del Tagliamento, allora autostrada d'acqua per il trasporto del legname verso Venezia.
Le locande aumentarono progressivamente di numero e, contemporaneamente, cambiarono anche la loro funzione sociale, diventando non più ad uso esclusivo del forestiero commerciante. Ristorazione e pernottamento non dovevano necessariamente coincidere. L'osteria e l'albergo divennero distinti e separati, così come venne distinto e separato anche l'aspetto commerciale. L'osteria diventò quindi primariamente il luogo di ritrovo dei paesani, mentre l'albergo quello per i forestieri, le persone di passaggio o per chi sostava per il turismo estivo e, più tardi, anche invernale. Nella nostra osteria è probabile che la separazione tra mescita di bevande e spaccio di generi alimentari non fosse ancora avvenuta. Infatti nel primo dopoguerra molte osterie avevano mantenuto la vendita di beni alimentari. L'arredo era molto funzionale, rustico, piuttosto povero ed essenziale. Qui si possono vedere i tavoli semplici robusti, le tipiche sedie impagliate e le immancabili tovaglie a quadri. All'interno si trovavano, oltre ai tavoli e alle sedie, alcune panche ed il bancone in legno. Dietro, sui ripiani, bottiglie di liquori e bibite, le carte da gioco e la lavagna per segnare il punteggio delle partite. Nell'osteria al Cervo di Lungis di Socchieve la disposizione dei locali è rimasta invariata rispetto all'impianto ottocentesco. Da questo loggiato si può accedere indistintamente sia all'osteria che all'emporio, dove si trovavano i generi alimentari, ovviamente sfusi, e quelli di monopolio per chi possedeva la licenza, sigarette, sigari, tabacco, sale. La bilancia, ben visibile sul banco, era l'oggetto fondamentale, perché su di essa venivano pesati tutti gli alimenti prelevati da un'infinità di cassetti con l'apposita paletta. Dall'osteria al Cervo tuttora si accede ad una sala più grande, dove i membri delle diverse associazioni, come cacciatori, coscritti e altre, si trovavano per festeggiare con un pranzo o semplicemente per bere un bicchiere di vino. Il luogo di ristoro per eccellenza nella stagione invernale era il Fogolar. Questa piccola stanza, circa 3 metri per 3, faceva corpo a sé stante. La pietra su cui ardeva il fuoco era attorniata da 3 lati dalle panche su cui si sedevano i clienti. La consumazione era appoggiata su una predella incernierata al muro, che veniva abbassata all'occorrenza. Alfio Anziutti, autore con Elio Varutti del libro Vecchie locande fornesi, ha risposto a tutte le nostre domande e ci ha descritto la funzione del focolare nell'osteria. Nelle osterie vecchie sul focolare c'era sempre un bel pentolone grande, un ravies, un pentolone di bronzo, dove era mantenuto sempre caldo, specialmente d'inverno, da ottobre a febbraio, quando partivano dopo gli emigranti. Veniva tenuto sempre caldo del brodo, con dentro aveva anche la carne, perché dopo avevano dei modi particolari di dire. E uno chiedeva naturalmente la sua tazza, una scodella di brodo, col pezzettino dentro di carne che lo chiamavano la suris, metti dentro la suris dentro, così, del pezzettino di... Il brodo dopo veniva insaporito col pepe e con un po' di vino rosso. L'osteria era un luogo d'incontro adibito a diverse funzioni, ma quella principale era la consumazione del vino, bianco e rosso, acquistato ovviamente altrove, soprattutto a Tolmezzo, e proveniente dal Gemonese, dal Basso Friuli, da Trieste, dal Veneto e anche dall'Istria. Dalla vendita di questa bevanda l'oste ricavava i maggiori introiti della sua attività. Era quindi di vitale importanza una buona gestione della cantina. Nella locanda al Cervo il vino veniva conservato nel migliore stato possibile e in un secondo momento imbottigliato per la vendita al dettaglio. La quantità e la qualità del vino, infatti, era controllata in modo meticoloso e spesso diventava elemento di discussioni degli avventori, che talvolta sfociavano in denunce alle autorità preposte al dazio.
Il commercio del vino aveva assunto dimensioni ragguardevoli. Le botti venivano trasportate con appositi carri ed entravano nella cantina attraverso porte i cui stipiti erano modellati appositamente sulla loro curvatura. Solitamente la gestione delle osterie era familiare, mentre la cantina era di competenza dell'uomo. Dietro il bancone c'erano le donne. Se inizialmente le osterie si ubicavano nei luoghi di transito, piazze, incroci o opifici, successivamente si diffusero ovunque, anche nella più piccola e sperduta frazione. Erano luoghi di ritrovo popolare, dove si discuteva di politica, di protesta contro le tasse, dove si imbastivano discorsi sgangherati e invettive contro il potere costituito. Ma qui venivano anche conclusi contratti, divisioni e acquisti. Insomma, la sua funzione era in parte quella di ufficio notarile e di cambio valuta, quando le banche non erano presenti sul territorio. Perché l'osteria era un emporio e lì arrivavano gente da tutte le parti, oltre ai commercianti, anche viandanti ed emigranti, e loro appunto, come dicevo prima, funzionava anche da banca. Uno andava lì e senza avere nessun problema cambiava dei soldi o pagava, arrivava un emigrante, pagava in corone ungheresi o fiorini cecoslovacchi lì e non c'era nessun problema, insomma. L'osteria era frequentata soprattutto il sabato sera e la domenica, o comunque nei giorni di festa e di riposo. Durante il giorno si ritrovavano soprattutto anziani, ma di sera, dopo il lavoro, l'ambiente si animava. Ci sembra che nella nostra fotografia non sia ben rappresentato il consueto modo di vestire degli uomini, perché nelle osterie ci si recava soprattutto di sera, dopo aver terminato i lavori quotidiani. Boscaioli, muratori e falegnami non passavano certo a casa per cambiarsi d'abito. È quindi lecito pensare che questo gruppo di avventori sia stato fotografato in un pomeriggio festivo e, visto l'abbigliamento, non certo invernale. Tra una partita di carte e l'altra si scambiavano le informazioni su tutto quello che era successo nel paese. Si parlava di donne, famiglia, salute, affari e ci si raccontava le avventure vissute durante i mesi di emigrazione. Chi si era assentato per lavorare all'estero veniva aggiornato sulle novità. Chi era rimasto in paese si informava su quanto era successo oltre Alpe. Era un vero e proprio giornale quotidiano vocale. Insomma, passare in osteria significava anche colmare un vuoto di informazioni. Mi ricordo una storia di mio nonno che mi raccontava, era un tipo strano così. Era arrivato dalla Galizia, c'era il boscaiolo, la Galizia è il confine con l'Ucraina. Ed è arrivato, è andato a casa, ha portato 2 caramelle ai figli e mia nonna lì gli ha lasciato la valigia e dopo è uscito. Era di venerdì, è stato tutto sabato nell'osteria. La domenica le donne, è andata su mia nonna e gli ha detto ma come? Pensavo, gli si davano del voi. Pensavo dove eravate io, e lui era seduto lì sul focolare con 2 dita di cenere sul cappello. Dice, non mi sono mosso di qui, ha detto, sono sempre stato qui, sul focolare, tranquillo, senza fare una piega. No? E allora appunto passavano anche giornate intere dentro lì, insomma, quando erano dei momenti particolari, insomma, l'arrivo dall'emigrazione, oppure il carnevale o qualche festa. Nelle osterie si giocava soprattutto a carte, morra e dama. La divisione delle attività maschili e femminili era ancora molto marcata nel dopoguerra. I frequentatori erano abitualmente uomini adulti. Le donne vi accedevano solo se accompagnate. Era quindi il luogo di ritrovo maschile, senza alcuna distinzione di classe sociale. Attualmente il suo ruolo di punto di riferimento locale è mutato, soprattutto perché è venuta meno l'esigenza dello scambio di informazioni e dell'acquisto di beni alimentari, funzioni ormai svolte da altri enti. Quello che rimane è unicamente un luogo anonimo di svago e di ritrovo per tutti. Anche le fontane, luoghi per eccellenza del lavoro femminile,
si svilupparono progressivamente in spazi e in forme diverse. Nelle cartoline di Antonelli e Brisighelli sono rappresentate come un capolavoro di estetica e di efficienza. Dietro a questi risultati, però, si nasconde l'estenuante lavoro sopportato dalle comunità per lunghissimi periodi. La fotografia che abbiamo scelto per descrivere le fontane è datata 1929. Anch'essa fa parte dell'archivio Giuseppe Schiava e ritrae la piazza 22 luglio del suo paese, Sutrio. Qui non c'è solo la vasca con l'acqua, ma è presente tutto il mondo che ruotava attorno ad essa. Le fontane, per la loro importanza e caratteristiche estetiche, erano un tratto distintivo delle comunità, in alcuni casi erano il simbolo che le caratterizzava. L'acqua è una necessità primaria, sia per uso domestico che per gli animali. Quotidianamente doveva essere portata in cucina per cuocere i cibi e bere, ma anche per lavare pentole e stoviglie e per la pulizia del corpo. Era ugualmente necessaria per abbeverare gli animali chiusi nelle stalle. E non c'erano solo le mucche, ma anche i maiali, le pecore e gli animali da cortile. Per avere l'acqua vicino all'abitazione con facilità di raccolta, si è iniziato con il deviarla attraverso canali e rogge. Anche per un piccolo flusso ci doveva essere sempre a monte una vasca in muratura ed una condotta che portasse l'acqua dalla fonte fino al luogo di erogazione. In ogni caso, le spese di costruzione e manutenzione erano ingenti per una piccola comunità. In alcune borgate e paesini, gli abitanti continuarono ad andare con il winch ed i secchi ad approvvigionarsi direttamente alla fonte fino agli anni 40. Anche se i paesi erano insediati nelle prossimità delle fonti d'acqua e molti addirittura attraversati da essa, sia fiume, torrente o rio, comunque la distanza che bisognava percorrere più volte al giorno con i secchi pesanti sulle spalle era di 50, 100 e più metri. Era un continuo via vai di secchi appesi ai due ganci dell'arconcello che donne di ogni età e ragazzi portavano dalla fontana alla casa. Quelli di rame trasportavano l'acqua per la cucina e venivano appesi sopra il secchiaio. Quelli più pesanti in legno servivano per l'acqua da portare agli animali e per la pulizia. La maggioranza dei paesi in Carnia nell'Ottocento avevano le condotte d'acqua e le fontane in legno. Questo materiale, che a contatto con l'acqua marcisce facilmente, necessitava una continua manutenzione con disagi notevoli per le famiglie. Oltre a percorrere tragitti lunghi ed estenuanti, la comunità doveva sostenere oneri non indifferenti per il ripristino delle parti da sostituire. Le fontane normalmente sorgevano nelle piazze al centro del paese. Le fotografie d'epoca, come quella che abbiamo utilizzato, ci mostrano che spesso fontana, lavatoio e abbeveratoio erano abbinati. Se il paese era grande e aveva disponibilità economiche, il lavatoio faceva corpo a sé. Generalmente era costituito da una lunga vasca con ai lati i ripiani inclinati su cui strofinare i panni. Protetto da una tettoia, permetteva di lavorare con qualsiasi tempo, anche se lavare era più frequente nel periodo estivo che nel periodo invernale, quando il freddo rendeva proibitivo immergere le mani nell'acqua gelida. La signora Iolinda Straulino di Sutrio, nata nel 1924, ha vissuto questa esperienza. Allora, d'inverno si lava al lavatoio, senza si aveva roba grande come leons, bregons, che roba lì, no? Però l'era da sdesolare perché si lasciava le mani sopra il lavador, no? E si portava giù un cammello di acqua calda. Allora ogni tanto chiami la manta all'acqua calda e dopo si tornava a rasentare. Così, perché andava di giù sempre la zongola, perché era tanto freddo. No? Ogni fontana aveva la sua forma, che dipendeva in gran parte dai materiali con cui era stata costruita. Abbiamo trovato un'unica fotografia di una fontana in legno che si trovava a Cercivento. Se le fontane erano ricavate da un unico blocco di pietra,
come questa di Amaro, datata 1697, avevano forme ovali o tonde, come grandi recipienti per il grasso, Pierres d'Alont. Qui la vediamo con l'abbeveratoio, che è stato eliminato in un secondo tempo. Se erano in lastre di pietra, avevano una forma esagonale o ottagonale, come questa di Luint, datata 1855. Questa di Mione, del 1911, che presenta due vasche rettangolari, è stata costruita con lastre di pietra di ragguardevole dimensione. Un aspetto critico era dovuto agli incastri delle tavole o delle lastre di pietra che lasciavano fuoriuscire l'acqua. D'inverno creavano non pochi problemi dovuti al ghiaccio ed d'estate rendevano il terreno adiacente pantanoso. Si ovviava a quest'ultimo inconveniente con un acciottolato codolat. Comunque, per accedere alla fontana, specialmente d'inverno, erano d'obbligo gli zoccoli d'albide chiodate per evitare rovinose cadute. Con l'utilizzo del cemento armato non ci sono stati più limiti alle forme e la nostra fontana, che termina con questo lato curva tutto tondo, sembra costruita con questo materiale. Nella cartolina che abbiamo scelto le persone sono in posa e comunque sanno di essere fotografate. Sembra proprio che il fotografo abbia dato loro appuntamento alla fontana. Sul balcone di destra e sullo sfondo alcuni osservano la scena incuriositi. Noi pensiamo che normalmente alla fontana il numero di donne fosse inferiore. Sicuramente durante la giornata c'era un avvicendamento che permetteva di lavorare senza eccessiva fretta, anche perché le amiche andavano a fare il bucato assieme. Il lavoro femminile al lavatoio è ben rappresentato. Il secchio di legno in primo piano a destra e quello di alluminio per terra. Le donne allineate ai due lati che lavano i panni e i bambini accanto. La donna a destra lava con una mano sola perché l'altra è impegnata a tenere a bada il bambino. Ai lavatoi le donne parlavano di ciò che le riguardava da vicino, la cura della famiglia e della casa, dei figli e degli anziani, ma anche degli animali e del lavoro agricolo. Ma questi argomenti riguardavano le altre famiglie e non la propria. È il modo di parlare che viene definito spettegolare o pettegolezzo. Ci si informa su quello che accade in paese e nello stesso tempo si definisce ciò che è moralmente corretto. Dato che al lavatoio, come si vede, ci sono donne di ogni età, la funzione del pettegolezzo era una funzione sociale rilevante, perché educava le nuove generazioni a conformarsi alla morale vigente. Ma si tramandavano anche aspetti di vita corrente, come badare alla casa, problemi di cucito, ricette di cucina, modi di fare e di dire. Oltre al sapone per sbiancare le lenzuola, camicie ed asciugamani, si utilizzava la lisciva. Questi prodotti erano fatti in casa. Il savone si faceva col grasso degli animali, no, da svacche che accopavano le svacche, si chiamava dei becchiari, non faceva. E soda caustica, in un si metteva a bolli finché era sciolto. E dopo si buttava fuori il savone, questa crema veniva come una bella crema densa, no? Se la buttava fuori in questa stampa in modo di poter tagliare dopo i bocconi del savone, no? Allora, per fare la lisciva bisognava bolli larghe in un gran pentolone, no? Una grande caldera, diciamo. Quando bolliva larga si metteva dentro la cimice di favo però, cassetti di legno di fuoco probabilmente, non legno di peccio. E che quando non bruciavano queste legna, si mettevano via addirittura un telgamello in banda, questa cimice per vela con cui si faceva la lava, no? Si buttava dentro in tanaga, si faceva da un quattriboi e dopo si la diavava dal fuoco, si lasciava che si deponesse. Cioè che la cimice con la bolla. Quando era deponuta, non fredda però, adesso si impicchiava, alla buttava io per pudding, che aveva questa roba di stirata benone. Dopo aver lasciato questa roba tutta la notte in la lisciva, no? Dal domani si la tirava su e si lava con
con buinci in lavatoio per presentarla, no? Perché voleva un po' di acqua corrente. Una vasca più bassa, alimentata dalla fontana principale, era l'abbeveratoio per gli animali, per lo più capre, che agevolmente potevano essere portate in piazza. Le mucche si abbeveravano d'estate, perché aveva la fontana vicino alla stalla e alla partenza e arrivo dell'alpeggio. Ma d'inverno l'acqua era portata a spalle nelle stalle. Questa fotografia è stata utilizzata come cartolina con la scritta Sutrio, popolare alla fonte lavatoio. Con essa è stato certificato come la presa d'acqua fosse un elemento importante della vita di villaggio che veniva immortalata nel momento del suo massimo utilizzo. Di lì a pochi anni, l'acquedotto con i tubi metallici avrebbe portato l'acqua all'interno delle case, rendendo le fontane di lavatoio inutili. La loro sorte era segnata. Si faceva largo un nuovo panorama. Le automobili avrebbero reclamato spazi per parcheggi e ampliamento della viabilità cittadina.